La prima notizia che mi preme sottolineare è che i cittadini potranno vedere l'inchiesta Bufala che riguarda Giuseppe Arnone, o meglio la mia conferenza stampa, contattando questo sito Agrigento Notizie che appunto ha operato il collegamento su YouTube. Si può vedere il video integrale dell'inchiesta Bufala. È una cosa molto interessante. Ma andiamo adesso ad un altro argomento ancora più interessante, se vogliamo, che riguarda la politica. Oggi siamo in presenza di fatti gravissimi. Viene fuori un quadro di malaffare francamente sconcertante che meriterebbe sì un'inchiesta, non l'inchiesta Bufala, ma l'inchiesta seria. Mi riferisco al sequestro del Palaforum Sport Village. È questo il locale che è stato sequestrato, un grande teatro, e io vi devo dire, cari agrigentini, che credevo sorgesse in territorio di Favara, perché da oltre 20 anni amministro Agrigento, non ne sapevo assolutamente nulla che era stata realizzata una simile struttura sul territorio agrigentino. Quindi è stata realizzata in barba alle norme urbanistiche, è stata realizzata in un contesto di enorme illegalità ed affarismo. E ha fatto bene la questura a sequestrarla, ai miei complimenti, ma risulta incredibile come il sindaco di Agrigento abbia potuto far tenere all'interno di un locale che non aveva nessun requisito spettacoli come quello dei Promessi Sposi. È una vicenda sulla quale occorre fare chiarezza e occorre andare a comprendere qual era il rapporto che ha guidato il sindaco di Agrigento assieme all'ingegnere Di Francesco quando hanno consentito l'allocazione di simili strutture illegali e l'utilizzo di simili strutture illegali all'interno del territorio agrigentino. Io oggi ho diffuso una nota stampa che, oltre a mettere in rilievo questi fatti, si sofferma su un dato comico che pure si ricollega alla vicenda dello Sport Village sul terreno dell'impazzimento generale della cosa pubblica di Agrigento. Abbiamo oggi dichiarazioni del segretario del PD Emilio Messana, che forse alla ricerca di un grande avvocato per difenderlo nel processo che dovrà certamente affrontare per la vicenda delle firme false in tribunale, propone come candidato per il centro-sinistra l'avvocato Salvatore Pennica. Pennica è un esimio professionista, come è noto a tutti, proprio a Teleagres abbiamo fatto dei bellissimi dibattiti. Lui si qualificava come esponente del centrodestra, come un uomo di formazione politica, di idee politiche di centrodestra, e io per quello che sono. Ora vorrei comprendere, se non con la necessità di Messana di trovarsi un ottimo avvocato, in base a quale criterio il centrosinistra di Messana vorrebbe candidare un sindaco di centrodestra come Totò Pennica.